primo serio incidente per il tram di Mestre. Un'auto tenta un sorpasso vietato e finisce incastrata fra due convogli. Miracolosamente nessun ferito. Traffico in tilt. I residenti via San Donà è troppo stretta. Buonasera e ben ritrovati con l'informazione di Antenna 3 Nord-Est da Venezia e provincia. C'è stata paura fra gli oltre 50 passeggeri, traffico in tilt, ma fortunatamente nessun ferito. Stamane a Mestre il primo serio incidente per il tram. Tornano così le polemiche fra i residenti, ma ACTV non ci sta. Il servizio dunque di Nicola Zanetti. E quando d'altra parte è arrivato un altro tram e hanno schiacciato tra due tram. Due tram, quando passano tutti e due vicini su sta strada qua, veramente è pericoloso. Scopri anche tu com'è più facile muoversi in città. Prendi anche tu il tram, prendi anche tu il tram. Alla fine si è riusciti a tirare anche un sospiro di sollievo perché almeno non ci sono stati feriti. Pulse Mentolictus, un sospiro di sollievo. Un mezzo miracolo. Poco dopo le 8 di stamane in via San Donà fra Mestre e Favaro la scena che si presentava era questa: un'auto incastrata fra i due convogli del tram, fiancate distrutte, vetrate dei mezzi sfondate. A poco più di una settimana dall'avvio il primo grosso incidente del tram, anche se si erano già registrati i disagi e le quotidiane maledizioni di automobilisti e ciclisti in coda o sfiorati dal mezzo. Io prendo il tram. 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 Il sinistro di stamani è responsabilità dell'automobilista. Un cinquantenne del posto alla guida della sua Mercedes e stanco di stare in coda viola il divieto di sorpasso del convoglio fermo, ma un altro tram sta sopraggiungendo in direzione opposta e lo schiaccia. Momenti di panico, arriva la polizia locale, viabilità bloccata per un'ora. Disagio per i passeggeri perché tutti camminavano a piedi. Danni ingenti per i mezzi portati in deposito e sostituiti con altri e guai grossi per l'automobilista colpevole del sorpasso azzardato. In via San Donà torna la normalità, ma le polemiche rimangono sulla inadeguatezza della strada. Troppo, tanto stretta, non è una strada. Al limite, se proprio volevano, potevano fare un binario unico. ACTV replica: tutto questo non sarebbe accaduto se chi guidava l'auto avesse rispettato le regole, e nel passato le cose erano anche peggiori. Prima, quando passava l'autobus, che si incrociavano due mezzi, erano anche più larghi del tram, perché il tram è largo 2,20 m, mentre l'autobus è 2,55 m. Questo incidente è stato il primo, dicono i residenti, ma temiamo che non sarà l'ultimo. Intanto corre veloce, velocissimo, e secondo me quello è molto pericoloso, sia per i pedoni sia per le persone che sono con la bici.